Oggi è una puntata particolare della nostra rubrica Detti e Dialetti. Abbiamo incontrato un ricercatore che vive e lavora in Galles, ma ha deciso di crescere suo figlio in un bilinguismo particolare che include anche il dialetto lombard. Sentiamo Veronica Fernandez. Leo, viene qua, non gli ha notato papà? salve Leo. Mia moglie è greca, io sono di vicino a Pavia, mia moglie parla il greco, io parlo lombardo e poi fuori c'è l'inglese. Vive a Bangor, in Galles, ma è originario di Voghera, nel Pavese. Marco Tamburelli, esperto di bilinguismo, ha deciso di parlare al figlio solo in lombardo. Io sono bilingue, naturalmente non mi sento principalmente lombardofono o italofono, sono bilingue. Ma siccome è la lingua più debole, al figlio, che sarà trilingue, insegna il lombardo invece dell'italiano. Due gli obiettivi. Il primo, allenare le sue capacità linguistiche. Un bambino che è esposto a più di un codice ha una flessibilità mentale maggiore, è abituato che le cose hanno più di un nome e quindi quando è esposto a una terza lingua, una lingua straniera, ha una capacità di assorbire la terza lingua maggiore a quella del monolingue. Col chi e col chi? Col chi, vabbè, col chi è che la metto. Il secondo obiettivo, salvaguardare il patrimonio delle lingue minoritarie, i cosiddetti dialetti, come hanno fatto la Spagna, in particolare la Catalogna e il Galles. Il gallese stava morendo, lo parlavano solo gli anziani, era una lingua considerata rozza, però c'è stata una sensibilizzazione da parte di tutti i politici che è stata la salvezza del gallese. Le differenze tra il lombardo di Bergamo e quello di Milano, spiega, non impediscono di capirsi, anzi, sono le stesse che ci sono ad esempio tra l'italiano parlato da un toscano o da un pugliese. Spesso però il desiderio di tutelare le varianti locali ha impedito la codifica e messo quindi a rischio la sopravvivenza stessa della lingua. L'UNESCO ha censito il lombardo tra le lingue in pericolo di estinzione. In Friuli invece la lingua locale è già stata codificata, il Furlan, un modello per le altre regioni. È un punto culturale e di sviluppo personale importante che non dovrebbe essere strumentalizzato politicamente. Purtroppo le strumentalizzazioni poi polarizzano la gente e a volte ha più effetti negativi che positivi.